Cari telespettatori, rieccoci insieme anche quest'oggi, siamo naturalmente come sempre in diretta e parliamo di una grande città, capoluogo della nostra regione, del Veneto, di Venezia. Venezia, città anche metropolitana, Venezia che adesso andrà ad elezioni, mancano veramente pochi giorni. E incominciamo questo capitolo con i vari candidati. Con noi Gianangelo Bellati, candidato sindaco per la città di Venezia, e poi vedremo anche il discorso della città metropolitana con dei distinguo da spiegare bene, per Coesione Popolare, quindi una civica. Una civica, Una sì, civica. Possiamo dire, spiegare ai nostri telespettatori da chi è sostenuta, se c'è chiarezza al riguardo, perché poi ci sono diversi candidati, alcuni se ne conoscono i nomi, eccetera, e si vedono le varie correnti di appoggio. Ma noi siamo nati come insieme di civiche. Io anche negli anni passati avevo fatto esperienza con le civiche, mi ricordo quella di Salvadori, ma anche altre precedenti, perché? Perché ovviamente mi piaceva, mi sembrava giusto come cittadino di Venezia, amante di Venezia, ci vivo a Venezia, ci sono nato, sono stato solo via per un periodo all'estero, una decina d'anni, però la gran parte della mia vita l'ho passata lì. Mia moglie è di Mestre, quindi conosco anche i problemi della città di Mestre. Ho sempre pensato che un cittadino deve cercare in qualche forma di dare un contributo alla sua città. In questo caso qui mi sono trovato a non essere più in seconda o terza fila, ma mi hanno buttato in prima fila. A quel punto io mi sono trovato di fronte anche a questa scelta difficile per una persona che non fa politica come me, ma che lo fa solo come passione civica, di scegliere o non scegliere se fare il candidato. Quindi noi abbiamo delle liste civiche, fra cui Coesione Popolare, che ha proprio l'obiettivo dello sviluppo delle liste civiche, quindi stare vicino al cittadino, non partiti che sono distanti nelle loro decisioni, che magari prendono le decisioni a Milano, a Roma, fuori del contesto cittadino. Queste sono elezioni comunali, non sono elezioni nazionali o europee. E quindi sentire la voce del cittadino e cercare poi di tradurla in atti concreti, risolvere i problemi più semplici, non solo i problemi di massima importanza, ma i problemi più semplici, quelli che ci riguardano nella vita di tutti i giorni. E quindi ci siamo trovati fra liste civiche. Poi è successo un fatto, no, un po' così interessante, particolare, forse è la crisi dei partiti, no? Che i partiti di centrodestra ci hanno convocato per delle riunioni per vedere se presentavamo una rosa di candidati dai quali loro potevano pescare un candidato anche loro. Cosa veramente strana, perché di solito i partiti presentano dei loro iscritti, dei loro militanti. Ovviamente. Alla fine c'è stata poi, dopo un po' di confusione nelle scelte dei partiti, chi ha voluto andare con un candidato, chi con l'altro, e nel caso invece mio è stata la Lega Nord che ha scelto dei tre candidati che noi avevamo proposto, il sottoscritto, e d'accordo quindi con le liste civiche. Ecco, nell'ambito di queste io rappresento appunto la lista civica Coesione Popolare. Tra l'altro questo è un fenomeno molto frequente, perché ormai ci troviamo tutti i comuni, almeno per quel che riguarda il nord Italia, ma il Veneto in particolare, ma anche altre regioni, dove i sindaci sono frutto delle civiche, poi sostenute più o meno destra, sinistra, centro, però questa è una novità importante degli ultimi anni, insomma, che ha stravolto completamente quello che era il panorama, ha fatto capire che la politica che nasce dal territorio e dal popolo. Infatti il discorso credo che sia collegato a due aspetti. Un aspetto è quello, ahimè, degli scandali di ruberie, corruzione che hanno coinvolto i partiti, quasi tutti. Per fortuna, ecco, nell'ambito nostro, per esempio, non ci sono problematiche legate al Mose e a queste brutte vicende che non ci hanno fatto una grande bella pubblicità, tanto per dirla. Però non ha coinvolto il partito, quindi bisogna assolutamente ricordarlo. Noi non siamo sennò si fa confusione tante volte. No, anche perché sennò io mi tirerei fuori, perché proprio non avendo nulla a che fare con queste cose, anzi una cosa molto brutta, ci ha fatto fare molta brutta figura anche all'estero, non solo in Italia. E questo è un aspetto, ma l'altro aspetto che porta avanti, secondo me, le civiche è il fatto che anche in questo studio, in altre occasioni abbiamo approfondito, è quello che il sistema ormai pubblico si sta distanziando sempre di più dal cittadino. C'è un accentramento, si parlava del federalismo, delle autonomie, si è andati in direzione esattamente opposta, per cui questa cosa qui non è una teoria o qualcosa che non tocca la vita del cittadino, vuol dire praticamente portare via risorse dal territorio per portarle a Roma.
Ecco perché noi abbiamo delle liste civiche che fra l'altro portano avanti il concetto dell'autonomia, del federalismo, della sussidiarietà, che vuol dire poi, in altre parole, non vuol dire la divisione, vuol dire solo responsabilità. Io, se divento un amministratore, so che prendo dei soldi dal cittadino e a quel cittadino devo rendere conto su come spendo quei soldi, perché io sistema pubblico non posso solamente dire al cittadino paga le tasse e ti disturbo ogni momento magari con le varie agenzie che ti vanno a controllare i conti. Io ti devo dire cosa faccio con i tuoi soldi, quindi io ho diritto di sapere da te, tu cittadino, hai diritto di sapere da me, ma questo vuol dire responsabilità. I paesi in Europa e le città e i comuni, le province, che hanno un sistema basato sulla responsabilità, quindi la sussidiarietà, sono quelli meglio gestiti, quelli che costano meno, dove c'è meno imbroglio, dove c'è una pubblica amministrazione più sana. Fra l'altro, per chi ci crede, la sussidiarietà è un concetto anche cristiano. Ecco, bravissimo, la parola sussidiarietà è tornata fuori più volte anche nel suo discorso di presentazione che ha fatto e non è stato compreso molto, è stato citato appunto, però non è stato compreso. Lei intende dire questo? Quindi, allora, la sussidiarietà fra l'altro è qualcosa per legge. Al massimo chi ci ascolta. Esatto, per legge. Diciamo che nei trattati che in questo momento hanno istituito l'Unione Europea, si parla proprio di un'Unione Europea che si basa sulla sussidiarietà. Che cosa vuol dire? Che le cose che possono essere gestite dal punto di vista pubblico a livello locale devono essere gestite a livello locale. Faccio l'esempio, le scuole. Ma perché io, se ho un problema in una scuola, che c'è una tubazione che è rotta o un soffitto che cade, dovrei andare a domandare autorizzazione al Ministero? Disturbo me, amministratore locale, disturbo il Ministero e non do un vero servizio al cittadino. Se però invece io ho da trattare su un asse di trasporto un'autostrada, l'autostrada mi attraversa non solo tutta l'Italia, ma mi attraversa anche paesi europei. E allora in quel caso la competenza di chi deve essere? Dell'Unione Europea. Mi pare molto semplice. Ecco, questa cosa molto semplice, mi pare di averla detta in maniera chiara, eppure questa cosa qui non è applicata. Noi abbiamo enti che si sovrappongono l'uno sull'altro, che fanno confusione. Guardiamo l'esempio della gestione del traffico acqueo a Venezia, competenze, la Capitaneria di Porto, il comune, soggetti di... La legge speciale di Venezia, dopo ci domandiamo perché magari i fondi vanno gestiti male, perché magari certi lavori costano 2-3 volte di quello che sarebbero dovuti costare. Il comitatone era formato da un insieme di soggetti di tutto il paese, ognuno doveva mettere becco, ma questa non è responsabilità. Assolutamente. Quindi la sussidiarietà è un concetto prima di tutto dal punto di vista mio morale. Vuol dire che io, se ho una responsabilità, quella responsabilità devo averla. Come il concetto, visto che parlavamo di un concetto cristiano, parte dalla famiglia. Se io sono papà, io ho una responsabilità nei confronti dei figli. Se io sono marito, ho una responsabilità nei confronti della moglie. Concetti semplici e devono essere tradotti anche nella pubblica amministrazione. Però questo ha portato a delle forme anche interpretative degenerative in passato, tali per cui i comuni, per sussidiarietà, hanno dovuto contribuire a sussistere, a sopportare lo Stato e quindi adesso continuano a farlo perché poi anche l'accentramento della tesoreria unica eccetera, e qua ci avviciniamo sempre più alla situazione economica di Venezia, poi la affrontiamo bene insieme. Allora questa non è sussidiarietà, esatto. Questa è una, io dico, finta, pericolosa solidarietà. Mi spiego meglio, la solidarietà esiste fra cittadini in tutti i paesi, in tutte le comunità, ma non esiste un paese del mondo dove questa solidarietà si trasforma nel prelievo forzoso di 1/3 delle tasse che in questo caso noi anche cittadini di Venezia e Veneti paghiamo e che non torna più sul territorio. Allora, io che pago le tasse, che sono più ricco, ti darò un po' delle mie tasse e te le darò a te, regione, comune, comunità più debole. È normale, è la solidarietà. Ma quando supera il 7-8% delle tasse raccolte, che non c'è in nessun altro paese al mondo che si arriva al 35% come noi, quindi che cosa succede? Che quei soldi non hanno più un papà, non hanno più una mamma, vengono gestiti da altri che non li hanno prodotti e che di quei soldi fanno disastri. Basta guardare di questi giorni le autostrade che crollano, i ponti che crollano, i viadotti che non stanno in piedi, imbrogli da tutte le parti. Noi queste cose non le possiamo più tollerare perché alla fine tutti questi danni li paghiamo ciascuno di noi.
Questo non può andare, noi dobbiamo fare una rivoluzione che parte dal basso. Ecco perché noi siamo liste civiche che vogliamo fare questo partendo dal basso. Un comune come Venezia è importante perché ha grande voce anche internazionale. Infatti dopo affrontiamo questo tema perché non è da trascurare, perché chi vive Venezia e Mestre vive la problematica del quotidiano, quindi parleremo anche di sicurezza, parleremo di tanti elementi che stanno a cuore ai cittadini, ripresa delle piccole e medie imprese del territorio. Abbiamo tanti veneziani della città metropolitana di Venezia che lamentano che rispetto ad altre città è molto più lenta la ripresa. Bilancio, questo è un altro problema. Qualora fosse il passaggio successivo alla gestione amministrativa e politica di una città, voi vi trovereste con un bilancio terribile, disastrato. E lei di conti li sa ben fare e li ha fatti anche a livello nazionale. Allora, intanto il bilancio del Comune di Venezia è talmente complesso, è importante ma anche complesso, devo ancora finire di fare alcuni conti, ma li stava già facendo. Se è vero che noi abbiamo un dirigente ogni 4 dipendenti, questi sono i dati che hanno detto. Mettiamo anche ogni 8, i dati che girano è uno ogni 4, devo fare questa verifica perché sono tanti tipi di dirigenti, siamo di fronte ad una situazione a dir poco scandalosa. E mi spiego meglio, la pubblica amministrazione, i dipendenti, non è che costino poi così tanto, quelli di medio-basso livello, non sono loro il vero problema di una spesa pubblica fuori controllo, ma sono i dirigenti quando ce ne sono troppi. Allora, in tutti i paesi d'Europa noi vediamo che massimo un dirigente ogni 20 dipendenti, ma d'altra parte è anche normale per chiunque ha un'impresa o conosce come si gestisce un'attività qualsiasi, un dirigente molto pagato ogni 20 è già un lusso. Ora noi abbiamo il caso Venezia con un bilancio disastrato, che è un caso, io lo dico da cittadino veneziano, un po' mi vergogno, perché Venezia con tutto il turismo è veramente una gallina dalle uova d'oro. Come si fa a riuscire a devastare il bilancio di un ente pubblico che potenzialmente è così ricco perché ha così tanti turisti che portano soldi? C'è il turismo di massa, ma attenzione, tantissima gente porta soldi perché gli hotel sono quasi sempre pieni, ci sono un sacco di attività collegate. Lo stesso ACTV, l'azienda dei trasporti, si salva il bilancio grazie ai turisti che pagano un po' di biglietto. Allora ci troviamo di fronte ad una situazione di bilancio con 1 miliardo circa di bilancio all'anno, con almeno 57 milioni di euro di passivo, che chissà come... Ecco. Ma questo non è finita, perché quando faremo meglio le valutazioni delle partecipate capiremo veramente se sono solo queste le passività. Allora, cioè lei dice si aspetta di trovare altre tragiche sorprese? Altre tragiche sorprese. Ora, oggi in questa situazione qui, ovviamente, bisogna razionalizzare, bisogna risparmiare, ma non lo si può fare sulla pelle dei dipendenti, quelli diciamo di medio-basso livello, con rispetto, ma di quelli che guadagnano meno, intendo dire, medio-basso. Non si può farlo perché è gente che ha il suo contratto, che lavora, ci sono moltissimi che sono la maggioranza che danno un'ottima prestazione, poi ci sono ovviamente anche quelli che non lavorano bene, che bisogna verificare, controllare e anche punire. Però quello che bisogna fare è un controllo proprio su quelle che sono invece le grandi spese che possono riguardare la dirigenza, come le partecipate, come tante altre nicchie di spesa pubblica che devono essere verificate una ad una, ma non facendo l'errore dello Stato. Io ho letto il piano Cottarelli. Il piano Cottarelli è il piano di risparmio della spesa pubblica italiana. Bene, è drammatico pensare che a livello centrale si voglia andare ad applicare un piano come quello di Cottarelli. Sto dicendo una cosa abbastanza forte per coloro che sono specializzati sul tema. Perché? Perché si basa sempre sul taglio lineare, dove cosa succede? Si taglia in tutta uguale maniera tutte le partecipate, tutti i comuni, tutte le regioni. È l'errore sul quale noi stiamo devastando l'Italia e il debito pubblico sta aumentando. Però è stata sospesa l'applicazione del piano Cottarelli. Per fortuna, però è stato adesso recuperato, è stato pubblicato, si sta pensando di recuperarlo. Perché... Ma sono altro per l'amministrazione centrale dello Stato e i ministeri? Assolutamente. Perché i comuni e quant'altro hanno già avuto dei taglietti di non poco conto, però a monte tutti sanno che non si è toccato nulla. E l'80% della spending review l'abbiamo subita noi come comuni.
enti locali, che vuol dire come cittadini, perché non è che l'ente locale dà servizi, non è che sia solo un peso, dà servizi importanti anche nel sociale, ma in tantissimi settori, le infrastrutture, le strade, le scuole. Quindi voglio dire, noi ci troviamo di fronte ad una situazione dove non possiamo trattare tutte le partecipate allo stesso modo. Ci saranno alcune, traslando, no, il problema di una mancanza di gestione del denaro pubblico fatta bene a livello nazionale, però non dobbiamo ripetere le loro a livello locale. Quindi io non posso fare di tutto un'erba un fascio e considerare uguali tutte le partecipate. Ci saranno quelle più virtuose e ci saranno quelle meno virtuose. Dobbiamo imparare che nella pubblica amministrazione, come nel privato, dove c'è gente che perde il lavoro, che deve chiudere l'impresa, chi sbaglia deve pagare. Bisogna farlo. Ma chi fa il bravo deve essere invece premiato. Infatti, però con un buco di questo genere, notevolissimo, tutti i non addetti ai lavori dicono hai le mani legate, non puoi fare niente, nessun tipo di iniziativa. Sì. In più abbiamo il discorso del patto di stabilità, che è un altro vincolo, perché Venezia non sarebbe in questa situazione se potesse. Lo chiamano il patto di stupidità cioè, e dicono che è imposto da Bruxelles. Anche questo non è vero, è solo vero parzialmente, ma è un tema troppo lungo da affrontare adesso. E il punto è fondamentale, infatti. Noi non abbiamo più abbastanza risorse pubbliche, dobbiamo da una parte risparmiare, ma il risparmio nella situazione di Venezia non è sufficiente, perché veramente... ma infatti voglio dire, anche se uno taglia tutto quello che vuole... Allora, qual è l'obiettivo nostro? L'obiettivo è, sia nel settore della collaborazione con le associazioni, ci sono un sacco di volontari. Il Veneto si distingue, oltre che per essere una regione che aiuta tantissimo le altre regioni, e veramente dispiace sentire Renzi che va a accusare le 7 province venete e le ASL del Veneto, che siamo il sistema sanitario preso di modello in tutto il mondo, e per fare campagna elettorale va a toccare di nuovo il nostro Veneto, la nostra pubblica amministrazione e anche la sanità, che sono virtuosissime. Ebbene, ha fatto Zaia a criticare fortemente questa presa di posizione di Renzi, perché vuol dire proprio colpire i virtuosi, uno sport nazionale. Noi dobbiamo invece lavorare tanto, prima di tutto con il volontariato, le associazioni. Il Veneto si distingue in tutta Italia, in tutta Europa, abbiamo tantissimi volontari, tantissime associazioni, e quindi dobbiamo valorizzare il rapporto con loro, perché si possono operare risparmi usando persone in senso buono, che possono, soprattutto anche le persone di una certa età, svolgere lavori socialmente utili e non solo. Poi, dall'altra parte, se non troviamo una partnership pubblico-privata anche con le imprese, non ne veniamo fuori. Abbiamo bisogno di avere imprese che vengono a Venezia, Marghera, Mestre, che vengono ad investire, molto di più delle attuali. Come si fa? Perché questo... Allora, prima di tutto lo statuto speciale. Cioè, dicevamo poco fa di tutti i soldi che ci vengono portati via. Tradotti nel comune di Venezia, noi veneziani, mestrini, paghiamo 3 miliardi di euro di tasse circa. Di questi 3 miliardi di euro, 1 miliardo non torna più sul territorio. Ora io mi domando come si fa a dire che è un progetto di interesse nazionale Venezia, una città di interesse nazionale, e tu le porti via 1 miliardo di euro. Dico, almeno lasciatecene un pochino sul territorio. No, con la legge speciale sembra che noi andiamo a domandare la carità. Ma è possibile che fino ad oggi nessuno abbia messo in evidenza che ci portano via tutti questi soldi che non tornano più sul nostro territorio, dicendo nel contempo, ci pigliano in giro, che siamo anche un progetto, una città di interesse nazionale? Noi dobbiamo fare una lotta perché questi soldi non vadano via. Quindi questo è essenziale. E chiediamo che cosa? Lo statuto speciale. E allora su questo punto io sono un cittadino che vota come coloro che ci guardano. Ho votato le elezioni politiche e domando a me stesso, come agli altri cittadini, ma è mai possibile che i nostri deputati, che sono stati mandati a Roma, proprio in questo momento che stiamo facendo la riforma del titolo quinto, che tradotto in poche parole è la riforma dei poteri delle regioni, in questo momento non viene chiesto dalla politica di fare lo statuto speciale per Venezia? Ma dico io, ma se c'è una città che è speciale non solo in Italia, nel mondo, ma ditemi voi se non è Venezia, con tutte le sue caratteristiche e peculiarità. E questo potrebbe andare a beneficio di tutta la realtà veneziana, anche quella di terraferma. Quindi uno statuto speciale per Venezia che permetta, come in altre città italiane, quindi nessun privilegio, come in altre città italiane, di poter dare esenzioni fiscali alle imprese, di incitarle
motivarle a venire ad investire da noi. Questo è un primo passaggio fondamentale. Perché poi c'è tutta la zona che sta perdendo completamente il suo senso d'esistere, che era quella del petrolchimico di Marghera, cioè si sta depauperando completamente, quindi diventa un'area dismessa. Beh, lì entrano in gioco, per esempio, a proposito di fondi pubblici, i fondi europei. I fondi europei sono proprio previsti anche per fare la riconversione industriale. Ma non si sta facendo? Allora, si è fatto, ma si deve fare di più. In questo senso io sono felice di poter mettere eventualmente a disposizione 10 anni di esperienza a Bruxelles presso le istituzioni europee, altri 20 qui sul territorio dove abbiamo portato tantissime risorse, perché gli unici fondi ormai finanziamenti sui quali noi possiamo contare sono proprio i finanziamenti europei, ma è ovvio che se io riesco a portare con degli incentivi, con dei servizi, rendendo amichevole l'ambiente burocratico nei confronti delle imprese. No? Quando arriva, io non vado adesso a dire se il progetto di Cardin della Torre fosse giusto o fosse sbagliato, ma l'atteggiamento della pubblica amministrazione non è stato un atteggiamento amichevole nei confronti di un investitore, ma anche in altri casi, anche il caso dello stadio, ma in tantissime altre situazioni, io non vedo un atteggiamento molto amichevole anche per le piccole imprese, perché qua si parla di grossi investitori. Ora, i commercianti di Mestre. Io ho mio suocero che sta a Mestre. A parte il problema di sicurezza che ha avuto nell'arco di 3 mesi 2 furti in casa. 84 anni non è molto bello se si trovava in quel momento in casa, ecco, perché può essere pericoloso, no? Ma i commercianti che si vedono raddoppiare la ZTL, il costo quindi del parcheggio, e poi noi vogliamo dire che vogliamo aiutare la piccola e la microimpresa e andare nei grandi magazzini, parcheggio gratis, andare nella città di Mestre, tu non riesci a parcheggiare la macchina, oppure devi pagare i soldi. Ma non funziona in questo modo. Ma infatti assolutamente. Noi vogliamo difendere le piccole e micro perché sono il tessuto vero, sono le famiglie, sono gente che lavora nelle famiglie, i figli, i genitori. Siamo noi che formiamo la città, non possono venire poteri esterni come nella politica che comandano chi sono i candidati, per esempio, o quali sono le linee direttrici. Siamo noi che dobbiamo scegliere che cosa dobbiamo fare. Queste sono elezioni comunali, non sono elezioni europee. Assolutamente, però comunque bisogna tener conto che Venezia deve entrare in un discorso come città metropolitana, poi ne parliamo dopo la pubblicità, in un discorso europeo per godere di finanziamenti eccetera, e la paura è che resti sempre più una città di nicchia perdendo delle opportunità, le ultime poi lei ci confermerà perché all'angolo prospettico forse è più corretto. Pubblicità, pochi secondi insieme.